tè. Ce l'hai il tè? Sì, c'ho solo il tè, Ah, c'è solo per il la tè. verità. E questo contenitore è d'epoca, Ah, bellissimo. E speriamo che Questo è non al sia limone, pure alla il tè. pesca, tutte e due. a cachis, com'è? Tutte e due. Ah, tutte e due. No, con me può parlare napoletano, io sono Lo bilingue. so, lo so, lo lo so, sai. lo so, lo so. Ha avuto molto lavoro quest'estate? Poco, La crisi pure nel bar, Sì, purtroppo pochi stranieri, Pochi ma soldi. veramente nessuno. Che sarà? Sarà che hanno scoperto com'è sto bar. Vabbè, adesso Sì, sentirò di rimediare. vabbè. Allora, facciamo questa intervista a Gigi sulle I, no? Cioè tutte le parole che cominciano per lei, per esempio l'intimità. C'era intimità fra te e tuo padre, fra te, cioè. Io ho avuto un grande rapporto con la mia famiglia, c'era un grande pudore. Io per esempio non mi ricordo mai di aver visto mio padre in mutande, ecco. C'era forse un altro rispetto, non ho mai visto mia madre e mio padre in bagno. Sai, a volte Come esistono queste coppie che mentre uno si fa barba, un altro si fa la doccia. Questo forse questa è anche un'eredità che mi ha lasciato mio padre, anche io quando vado in bagno, se devo stare in bagno, poi se mi faccio la barba, mi devo lavare i denti, mi devo chiudere dentro, devo stare un attimo proprio nella mia, è l'unico momento dove uno può sì, stare in veramente in fondo. intimità. Ecco, e l'intimità e poi anche l'iniziativa di cominciare, l'iniziativa di cominciare, suonare il pianoforte con Merola, poi farcela a muoversi, no? L'iniziativa, sai, per noi napoletani è una cosa che devi sapere dalla nascita, perché se non hai iniziativa non vai da nessuna parte. Rimani lì. Rimani lì, e rimani lì. E l'iniziativa è stata proprio quella, io sempre parlando di mio padre, era un uomo che a 16 anni purtroppo morì il padre e quindi lui era il più grande di 7 fratelli, rimase lui da solo a portare la famiglia avanti più la mamma. Non E quindi facile. ha fatto una serie di mestieri, dal cameriere, andava all'estero, ha fatto il magliaro, il famoso magliaro, quello che ti vendeva le giacche che dicevano che erano di pelle ma invece erano di plastica praticamente. Quindi questa è un'iniziativa, poi ha fatto l'acquafrescaio. E la stessa cosa un po' me l'ha trasmessa a me, perché io... E questa però è anche l'intraprendenza, possiamo dire. Sì, ma sai Maurizio, è la necessità secondo me, è come si dice, la fame fa scivolare pure bosco, no? È un po' così, e è bello così perché comunque fai esperienza, fai gavetta, capisci veramente e poi dai valore alle cose, perché solo quando lavori tanto puoi apprezzare quello che si fa, quando una cosa ti viene regalata. A volte è mai capitato che qualcuno ti presta la macchina e magari la macchina di un altro è sempre la macchina di C'è un da altro. dire che tuo padre però ha portato avanti, ha fatto 7 fratelli. Sì, aveva 7 fratelli e ha portato avanti tutta la sua famiglia, a 16 anni poi. E poi ovviamente mi ha lasciato questa eredità a me, che per i primi tempi quando io ho cominciato a fare musica, lui mi diede pure un negozio di abbigliamento. Io a 18 anni avevo un negozio di abbigliamento, ma non era per me perché... Non te ci vedo. Sì, il signore voleva la gonna, io dicevo no, sto io nel negozio con la chitarra, col pianoforte, quindi non andava bene, non andava bene. E quindi lui disse, guarda, ma quello il musicista diceva sempre mangia in terra e s'annetta in cuola, no? Diceva che era un mestiere, mangia per terra e si pulisce addosso, quindi è un mestiere povero. Dicevi sì, ma povero l'importante è essere felici, perché... Io nella musica... Tu non avevi precedenti familiari di musica? Mai, nessuno. Tutto è cominciato perché lui portò questa fisarmonica, manco a me, la portò a mio fratello da un viaggio del Venezuela. A Pietro? A Pietro, sì. Dal Venezuela, e la portò a lui che aveva 10 anni più di me, anche fisicamente poteva suonare la fisarmonica. E invece questo giocattolo mi appassionò così tanto che a distanza di 30 anni ci continuo ancora a suonare. Però vedi, sempre tuo padre però, Sì, è vero sempre, che la portò sempre a lui. tuo fratello, però insomma... Ha portato un oggetto in casa, ha portato qualcosa. Mio padre era uno di quelli che andava a lavorare e mandava i soldi a casa. E poi diceva vicino a mia madre, siccome tu non sai leggere e scrivere, non firmare, non comprare nulla, aspetta me che torno. Insomma, sai, i genitori sono i pilastri della vita. Io come no? credo che quando hai un genitore, mi ricordo sempre mio padre che veniva
ai miei concerti si comprava il biglietto, poi magari vedevi uno qualunque con il pass dietro al palco, invece lui si comprava il biglietto, andava nella curva dello stadio, si faceva i suoi pianti e poi se ne andava. Poi mi arrivava puntualmente la sua telefonata che diceva: Gino, sono orgoglioso di te. Questa era la cosa che mi riempiva la Quanti anni vita. fa è ancora vivo papà? No, papà è morto nel 2003, purtroppo. Questa è roba vecchia, che ci No, può ma dire? questa, mamma mia. Ho guardato, sono finiti i babà. E mo che ne si fa queste cose qua? No, queste sono reliquie, erano Non reliquie, Sì, l'ha reliquie, detto, l'ha nel detto. senso- i preferiti di Febo Conti. Come si fa a mangiare no, sì. un biscotto del genere? Con un po' di sacrificio. Lo appoggi qua, se viene voglia di mangiare, proprio mangeremo. all'ultimo se no- stadio deve Da essere, sì. passare, da passare. Ecco. Peccato perché avevo cercato di... Sì, ma è una bella figura. Le sì. sfogliatelle non c'erano, Niente, i tutto babà, chiuso, tutto chiuso, tutto finito. le zeppole, Le zeppole, non ci non stava c'era niente. niente. I roccocò, Pure c'era il la roccocò. cassatina, niente, non ci sta proprio niente. Vabbè. Prego. Vuole sedersi con noi, lo faccia. Prenda Sì, una tanto se sedia. non c'è nessun altro, quindi se non c'è Si nessun siede cliente, tanto non si fermerà nessuno, a quest'ora poi. nemmeno qualche La straniero. verità. Questa è l'ora delle verità, è l'ora quando uno si rilassa e sta tranquillo. Ma Lui stava raccontandomi una cosa bella di suo padre che aveva portato a casa questa fisarmonica ed è bello il fatto dell'oggetto, cioè un oggetto lasciato in casa, qualcosa succede, Sì, sì. no? Perché uno lo mette in comincia poi viene La una stessa suonare. cosa che succede a casa mia oggi. Io ho 4 figli che comunque hanno una musicalità, perché comunque in casa c'è il pianoforte e una volta per gioco, una volta fammi vedere come si fa, una volta ma questa la canzone fammi vedere, e piano piano comunque strimbellano tutti. È come se l'oggetto vincesse su di noi. Sì, è così. Cioè l'oggetto sta lì, il pianoforte sta lì, la fisarmonica, uno dice, ma Non si può mai sapere. È un po' come il pallone, no? Chi è che Ma no? forse In come tutte le tutto, case ma- ci sta il pallone. sì, e ma io si penso comincia a che se giocare. lasci un pallone a casa sua, non è No. che tu diventi... no, il pallone no, ma lui parla di una cosa che comincia da bambini, Esatto. una cosa del genere, perché per esempio, bisogna avere una musicalità, una predisposizione. Scusa, Sì, tu ma hai si 4 acquisisce, figli. si acquisisce. Tu hai 4 figli. Insomma, si acquisisce, insomma, mica... Il più grande quanti anni ha? Il più grande ha 25 anni. È quello che ti ha reso nonno. Esatto, di una bambina magnifica che si chiama Noemi, che oggi ha 6 anni. Ecco, e ti ha seccato sentirti chiamare nonno, no? No, no, ma sai, i bambini sono sempre un sorriso che ti manda È il bello, Signore, no? sai, è bello. Ma fa ridere ovviamente, perché sai, vedere, sapere di avere delle fan che hanno 15 anni, 8 anni, 10 anni, che mi chiamano Gigi, poi viene a casa la domenica, spesso viene a mangiare da me la bambina, che mi chiama nonno Gigi, dico mi devi chiamare nonno Gigi, chiamami Gigi. È divertente, comunque è bello, perché ci sono più generazioni dentro casa mia. Siccome tu sei un modello coi sentimenti, non tutti gli uomini hanno i sentimenti, io non posso fare a meno di sfiorare un argomento che riguarda tuo fratello e quello che ti è costato di sofferenza, quello che ti è costato di quasi di scommessa. È vero? Sai, purtroppo questa brutta malattia mi ha tolto troppe cose. Mi ha tolto mia madre a 19 anni e non ce l'ho fatta in tempo. Mi ha tolto mio padre nel 2003 e ha tolto mio fratello nel 2011, quindi adesso siamo rimasti io e mia sorella. Purtroppo è una malattia che quando la prendi, se non la prendi in tempo è sempre difficile, anzi ne approfitto del mezzo televisivo per dire per esempio che la colonoscopia è un esame non invasivo, è un esame tranquillo che bisogna fare, soprattutto tutti gli uomini, dai 40 anni in poi, 45, sono dei controlli che vanno effettuati. Sì, ma perché- io sapevo e so quanto tu ti sei battuto per farcela con tuo fratello, vero? Ma sai perché? Perché Mauri a volte si confonde anche il successo con l'onnipotenza. Mio fratello aveva 10 anni più di me era convinto, dice vabbè ci sta mio fratello, c'è Gino che mi salva lui, quindi lui ha le conoscenze, lui ha le amicizie, lui ha la possibilità economica di curarmi. Sai, è proprio la cosa brutta è inventare le bugie, perché
Quando È vero, diventi è il vero. punto di riferimento di una famiglia, il medico si confronta con te. Poi tutto il resto della famiglia vuole sapere, no? Allora, vero. quando tu sai la verità e devi recitare una parte forte, cioè proprio da grande attore, no, ma non ti preoccupare, il medico adesso ha detto questo, poi facciamo quest'altro, poi da qui andiamo lì, poi ci spostiamo, poi... Cioè, quindi dai speranza, perché chi soffre, ti assicuro che io ho sofferto tanto perché la malattia l'ho somatizzata anche io, però in certi casi ti trovi veramente che stai, non dico male come il malato, ma è la stessa cosa perché stai male quasi come il malato e devi recitare la parte di stare molto bene per Sì, trasmettere insomma, serenità devi a essere tutti. anche quando torni a casa il portatore di una Di una speranza. speranza e devi raccontare bugie. E non sempre è così. Ed è brutto quando devi raccontare le bugie, quando devi prendere in giro una persona di famiglia, un pezzo del tuo Beh, cuore, non è un prendi pezzo in giro, lo fai per, prendere in giro, per sì, lo fai, amore, sì, lo fai, però poi dopo ti metti a letto e il problema sai qual è? Che tu non ne puoi parlare con nessuno. certo. Quindi lo assorbi e te lo tieni dentro. Poi un'altra bugia, sai di aver raccontato un'altra bugia e te la tieni dentro. Quindi poi viene un momento, arriva un momento che sei pieno, carico dentro e non puoi sfogare con nessuno. Il mio discorso, hai detto prima, è fan di 8 anni, no? Sì. Cioè, ecco. Mi racconti il tuo primo, per esempio, con lei, innamoramento? Quanti anni c'avevi? Ma il primo innamoramento è stato a scuola, sai, quando si scriveva ti vuoi fidanzare con me? Sì o no? Metti una croce o sul sì o sul Ah no. sì, è proprio a Sì, quiz. in conservatorio, quando studiavo al conservatorio, che era all'età, insomma, prima media, pure a quinta elementare, e sono stati questi messaggini che poi sono quelli che tutto sommato ti rimangono nella vita, questi gesti, no? A capire anche come si era puliti, come si era sinceri, onesti. Diciamo uno Ma si sai, chi vergognava è pure. sincero e onesto lo è sempre, a 5 sì, anni sì. come a 50, chi non lo è non lo è. Però sai che c'è? Che, oggi molto spesso si fa tutto col telefonino, no? Uno si fidanza e si lascia col telefonino. Sì. Uno si mette vicino al Con un computer SMS, con certo. SMS, sì. Certo. Uno si mette vicino al computer a 5.000 amici, ma non è vero, poi è da solo. Cioè, si è perso proprio il contatto fisico con le persone, dire un ti amo guardandosi negli occhi, oppure dire ma amici a mangiare una pizza stasera, vero, è stiamo vero. un po' insieme. Il digitale sta ammazzando i rapporti, Internet sì, no, è lo un so. grande mezzo, per l'amor di Dio, oggi Però- esce una canzone, in 2 secondi ha fatto già il giro del mondo. Però bisogna usare internet e non farsi usare. Difficile. Sì, a meno che questa cosa non sia nata per arrivare alla fine del mondo. Siccome via internet non nascono figli, Sì, anche, soprattutto. e potrebbe anche essere questa cosa, no? Ma guarda, Mauri, internet è un mezzo importantissimo, oggi pure indispensabile. oggi per le malattie, un medico che sta in Papuasia fa qualcosa, in un attimo E poi è sono tutti indispensabile informati. tutto ciò che avvicina. Esatto. Quindi è indispensabile. Però detto questo, Non si può stare dietro a uno schermo dalla mattina alla sera, scrivere, e viaggiare, e vedere e visitare tutta, cioè uno pure mettersi in un treno e andare a vedere un'altra città. Cioè, beh, c'ha ragione, dai. cioè, proprio il fatto di, come ti dico, di perdere il contatto con la gente, eppure questo tè in quella magnifica bottiglia non credevo io tirargli addosso, no? Questo tè, è bello, pure un tè povero, però è ricco di un'altra cosa. Di intenzioni, È ricco più che di altro. intenzioni. È ricco di intenzioni. intenzioni. Beh, vabbè. Però è vero questo. Questo è un aspetto, per esempio, in parte inedito tuo. Che altro ci puoi raccontare sempre lei Vincenti di inedito tuo? Se c'è qualcosa può non esserci, eh? Boh, non lo so, sai Mauri, la mia vita è stata piena di inediti, perché per me è stato tutto singolare. Partire da Napoli, avere successo, girare il mondo, cantare, per me già cantare... Partire da Napoli e arrivare a fare l'esaurito alle Olimpiadi di Parigi. No, ma nonostante questo, andare pure al Radio City Music Hall di New York, New duettare York. con Liza Minnelli, con Stallone, avere i Manhattan Transfer, avere Polanca, cantare My Way, vedere 6.000 persone che piangono sull'agrama napolitana perché parlavo di italiano, e girare il mondo
e sapere che tu arrivi a 16.000 km da casa, che ne so, a Melbourne, a Sydney, e trovi 2.000-3.000 persone sotto all'aeroporto che ti aspettano, che dicono resta con noi, con i fiori, eccetera. Cioè, È bello. ma soprattutto scrivere una canzone in un momento di solitudine e dopo sentirla cantare a centinaia di migliaia, per non dire qualche milione di persone come una preghiera. No? Quale per esempio? Ma non dirgli mai. E a volte nei concerti dico solo il tuo maglione lungo sulle mani e poi non canto più. E loro la cantano tutta, senza sbagliare una parola. Credimi, te lo giuro su Dio, senza sbagliare una parola. Io poi mi fermo, dico adesso proviamo a dire una poesia di Giovanni Pascoli. Più dura, eh? Tipo la nebbia agli irti colli, più avvicinando sale, sotto il maestro la luce biancheggia il mare. Poi non la conosci più. Allora a quel punto ti rendi conto che questa è un'altra cosa singolare. Un'altra cosa singolare è quella di andare a trovare i bambini negli ospedali, andare in ogni città che si va, magari c'è un'associazione che ti cerca, c'è qualcuno dove porti 2 minuti, 3 minuti di gioia. Ci sono altre cose singolari che devi stare attento, perché il successo fa anche molto male. Dopo cominci a pensare che sei immortale, che puoi camminare a 2 metri d'altezza. Invece Hai queste pensato cose mai? mai, sai perché? Perché vengo da Napoli, vengo da un posto che si chiama Palazzo Amendola, alle spalle della Camera di Commercio. È un posto povero, ma queste cose che uno va a fare in questi luoghi... Perché si chiama Palazzo Amendola? Non lo so, era del re un re che si chiamava Amendola, un principe, non mi ricordo bene. E come è fatto sto Palazzo Amendola? È un vicolo napoletano che è vicino Santa Chiara, dove c'è la chiesa di Santa Chiara, dove c'è il conservatorio, Spaccanapoli, vicino più o meno, Spaccanapoli, alle spalle dell'università. Sì. Piazza Borsa, proprio zona sì. Porto. Lì sono cresciuto con mia nonna, che fortunatamente lei è morta a 100 anni. Poi siamo andati ad Che ti abitare. diceva tua nonna? Ah, mia nonna, tu pensa che io sembra tanto tempo, ma in effetti ho vissuto tante cose nella mia vita. Io ho vissuto che in casa non avevamo la doccia. Sembra che sta parlando uno di che ha 130 anni. Invece non avevamo la doccia, c'era a Bacinella, si chiama a Napoli. come no, Come si come dice no, in italiano a Bacinella? Bacinella. A Bacinella. A Bacinella, Hai visto? sì, Guarda, una cosa che Bacinella, ci sembra. La Bacinella. E fu un evento quando mio padre fece fare i lavori a casa e mettere la doccia. Mi ricordo che non c'erano i termosifoni, si faceva a lampadelle, cioè il braciere Sì. con la Come si legna dice? a lampadella, diceva nonna mia, facciamoci la lampadella. E poi sai, da lì a passare al telefonino, a passare a internet, cioè ci sta... Il primo giorno che papà mi mise la doccia, te la ricordi E quella come no? giornata? No, non vedevamo l'ora che finivano gli operai perché voleva fare la doccia. Che addirittura non ero manco abituato a fare la doccia perché ti avvilisci sotto tutta quell'acqua, sai. Però mi ricordo mia nonna che aveva i capelli lunghi, 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 proprio lunghissimi. Che Era quando la si faceva- mamma di- Era la mamma di papà. Di papà. Solo lei ho avuto come nonna. Ed è stata una bella esperienza. Quindi so tutto, è quello che io spesso dico ai figli miei, dico guardate, a me tornare indietro, conosco già di che si tratta. Voi oggi che siete nate nella casa dove avete tutte le comodità, aprite il frigorifero, prima c'era l'acqua idrolitina, te la ricordi la bustina, mamma mia figlia, no? Quella era l'acqua minerale. Dico, per me tornare indietro non mi fa paura, io la ruota, se buco con la macchina so cambiarla, il problema è vostro, quindi quello che io ho costruito ve lo dovete godere. Quant'è che non cambi una ruota della macchina? Guarda Mauri, fortunatamente perché non ho bucato, ma ti assicuro che sai ancora che se buca so cambiare la ruota della macchina. E che altro gli dici ai figli e che ti rispondono? Allora, il più grande è stato mi ha dato una bella risposta, perché quando io ho detto, vedi, quando papà a 100 anni di salute, insomma, morirà, tutto questo comunque rimane a voi, lui mi ha guardato e ha detto, caro papà, quando tu ci avrai 100 anni, io ne avrò 80. Perché andiamo a 20 anni di differenza. Io quello che mi devo spendere me lo devo spendere adesso, perché io, se no che faccio? Ho fatto i calcoli giusti. C'aveva ragione lui. C'ho l'altra figlia che invece studia all'Università di Siena, farmacia. Per me mi fa molto piacere, una molto autonoma. Sembra Ilaria è una ragazza che per andare a Milano deve prendere l'aereo, fa via Hong Kong per risparmiare il biglietto, sai, il biglietto nuovo costa, fa via Hong Kong, poi passa per Parigi e va a Milano. Invece c'ho Claudio che è l'opposto, che prende direttamente la prima classe per andare a Milano. Poi c'ho Luca, vabbè, Luca è piccolino ancora, ha 10 anni, poi c'ho Andrea che ho avuto con Anna che ha 3 anni, insomma, adesso stanno nella fase
sai, poi gli errori che uno ha commesso con i primi cerca di non ripeterli con Ma è i bello secondi, che terzi siano e quarti. ancora con te, però. Sì, stanno tutti con me, sì. La famiglia È comunque bello sempre questo senso di unita. famiglia È sempre- allargata, no? È un po' quello che ho sempre desiderato, perché famiglia tu larga. pensa che io quando stavo a casa con mio padre e con mia madre, anche negli ultimi tempi, quel poco che ho vissuto, io mi emozionavo quando c'eravamo tutti a tavolo. Cioè, quando eravamo tutti a tavolo mi emozionavo, perché era il senso della famiglia. La domenica si cominciava a mangiare alle 3 del pomeriggio. paste. I dolci, paste, le noccioline, il 90° minuto, a schedina. Poi sai, a Napoli si comincia a mangiare alle 3 e si finisce alla notte. Perché tu cominci col ragù e butti un po' di pasta in più che la sera la riscaldi, un po' di pepe, cioè quindi si faceva tutta la giornata. La domenica era bello andare a comprare le telline, i lupini, cioè quelle cose era proprio il senso della famiglia. Il senso C'era della il pranzo. famiglia Sì, il larga, senso della famiglia Cance, che era il capofamiglia, e tutti c'erano intorno a sto tavolo, figli, nipoti e tutto quanto. Quindi c'era tuo padre, C'era mio padre, c'era mia madre, i fratelli, io ero piccolo, ma mio fratello e mia sorella con la moglie e il marito, poi c'erano i figli. ma tu insomma. apprezzavi già da ragazzino Sì, questo? sì, mi è sempre piaciuto. Ti è piaciuto? Io andavo, pensa che io da piccolo mi ricordavo che mio padre mi portava con lui in un posto che si chiama Ngoppi Mura a Napoli, che sarebbe zona di Piazza Mercato, a comprare un po' di pesce, a comprare le telline, e io mi divertivo. Per me era come andare alle giostre, perché sai, il mercatino è vita, ma il t'ha mercato è sgri- vita. Ma papà non ti ha sgridato mai di qualcosa? Come no? Ma certo, che ti ricordi? Mio padre mi ha sgridato perché una volta ho risposto male a un insegnante del conservatorio, però sai, Il conservatorio l'hai fatto a San Pietro a ho Maiella. fatto a San Pietro a Maiella, poi ho fatto il liceo musicale È pure uno dei più a Santa famosi, Brisa. San Pietro a Maiella. Quello è credo. l'unico conservatorio che sta a Napoli, poi c'è un altro conservatorio a Benevento, un altro ad No, Avellino. ma San Pietro a Maiella è insomma, serio. Poi, sai, però con mio padre, io sono stato vecchio già da piccolo, anche piccolo ero già un vecchio, perché ho vissuto con persone più grandi di me, perché mio fratello aveva 10 anni più di me e quindi non ci giocavo. Certo. Mia sorella 11 anni più di me non ci giocavo, io poi a 12-13 anni già andavo a suonare ai matrimoni. Sì, ma aver deciso di farti fare il conservatorio è quasi una scelta moderna, non so come dirti. No, perché lui diceva se vuoi fare musica la devi fare bene. E c'ha ragione Quindi lui, devi però. studiare, non è che può fare l'improvvisato. Ma vedi, io ho sempre frequentato persone più grandi di me. Quando andavo a suonare, che io ero piccolo, 11 anni, 12 anni, questi venivano a casa, davano il documento a mia madre, dicevano Gigi sta con noi, perché comunque il chitarrista aveva 40 anni, il batterista ne aveva 35, io ne avevo 12, 13, ero troppo piccolo, ho frequentato, perciò ti dico, non sono stato mai ragazzo io. Se tu dici ti ricordi quando hai giocato certo, con i soldatini, no. Non ci Ma giocavo. la prima volta che hai suonato accompagnando Merola me la racconti? Sì, la prima volta è stata perché il pianista di Merola ebbe un incidente e praticamente, sai, per accompagnare Merola devi avere veramente fatto Sì. una bella esperienza. Merola era un personaggio... Io l'ho molto amato. Lo so bene. Merola, parlando in termini musicali, si apriva la battuta e non si sapeva mai quando si chiudeva, che è la battuta musicale. Quindi o quelle canzoni appartenevano al tuo DNA, ma manco il più grande diplomato scienziato di musica poteva capire come, perché sono quelle cose che le devi percepire, non si poteva accompagnare Mario Merola. Quindi chi accompagnava Merola aveva veramente... essere era bravo. da Oscar. Era bravo. Era bravo. E lui purtroppo, il pianista suo, grande pianista, il maestro Dino Fiorentini, ebbe un incidente e Merola doveva andare a cantare. E un ragazzo che lavorava con lui gli disse: guarda, io conosco un ragazzo, è piccolo, però se questo lo senti suonare... E mi chiamarono. E mi ricordo la telefonata che io feci a mio padre, disse: adesso sono arrivato all'università, perché mo sto accompagnando a Mario Merola. Merola quando mi ha visto ha detto: Chi è questo? perché lui conosceva la sua grandezza e la complessità delle canzoni. Sai che c'è? Non erano canzoni normali, erano canzoni che tu facevi l'introduzione, poi dopo dovevi suonare la parte, tu mi capisci perché tu sei anche musicista,
dovevi fare il canto, ma aspettare lui, perché lui le canzoni le recitava. L'interpretazione sua. Ma le recitava. Ma Diceva felicissima sera a tutti questi signori ingruattati. Allora, quindi una sua canzone durava il doppio del tempo di una canzone normale. Ma non solo, tu dovevi sentire le parole, perché in base alle parole tu potevi iniziare. Se lui diceva felicissima sera e poi aspettava 5 secondi per dire a tutti questi signori ingruattati, per esempio, e lui faceva paraparaparira, paraparaparira, cioè era tutto a braccio. Là non esistevano i prove, Maurizio, non c'erano prove. E che scuola è stata? Quella era stata una grandissima scuola, una scuola che mi ritrova tuttora oggi, perché devi sapere che quando ho fatto il Radio City Musical, che mi sono trovato con 2 giorni di prove solo, perché il teatro costava tantissimo, 50 elementi d'orchestra, dovevo cantare in italiano, che per me è una lingua l'italiano, perché sai, per noi napoletani è una lingua l'italiano, in napoletano, in siciliano, perché c'era anche Mario Biondi, abbiamo fatto delle cose molto carine, in inglese e in spagnolo. E questo è il cantare. Poi presenti, conduci, perché era una sorta di one man show, e in più devi suonare con 50 elementi d'orchestra. Quando suoni da solo puoi fare come ti pare, ma quando suoni con un'orchestra ci sono degli obbligati, se tutti mettono do al basso, devi metterlo anche tu, non è che tu ti puoi mandare e metti mi al basso se sei da solo, va anche bene, ma se tutti mettono do, altrimenti succede un abbattimento di frequenza, di note, ed è bruttissimo. Allora, cosa è successo? Io mi avevo segnato degli appunti nella coda del pianoforte, no? Dicevo che allora questa canzone qua mi devo stare attento, questo e questo. Prima di iniziare il concerto è arrivata quella delle pulizie, ha pulizzato tutte cose e mi sono trovato, io ho fatto un concerto che è durato 5 ore. E là. Sì, è perché dovevo fare 2 puntate per Rai 1, però non c'era la possibilità di registrare il giorno dopo perché costava troppo, quindi in quelle 5 ore, devo dire anche grazie a quel pubblico, 2 puntate. Non potevano manco andare a fare la pipì la gente, perché far fare la pipì a 6.000 persone significava perdere un'ora. E il teatro, il Radio City, diceva se andate in overtime costa $5.000 al minuto. Al minuto? Al minuto. È esagerato. $5.000 al minuto, è stata un'esperienza la più bella e anche la più brutta della mia vita. 5.000 $5.000 al minuto, Mauri, anche l'aria che respiri ti fanno pagare lì, però vabbè, lasciamo perdere. Quindi quella è stata una grande esperienza, perché là se non ce l'hai l'esperienza ti fermi e non e invece sei andato? Sono andato, non abbiamo ripetuto nulla ed è stata tutto buona la prima. Pensa che io mi ricordo che è arrivato Stallone, e Stallone doveva arrivare alle 8 perché pensava che il concerto sarebbe iniziato il concerto alle 9, no? Quindi diceva arriva alle 8, incontro Gigi, facciamo 2 chiacchiere e poi salgo sul palco. Invece no, il concerto abbiamo iniziato alle 7. Quando io ho detto signore e signori, ecco a voi Sylvester Stallone, non sapevo manco se esisteva Sylvester Stallone, è entrato e tutto quello che abbiamo fatto su quel palco, ti prego di andarlo a rivedere appena hai un attimo, è tutto improvvisato in quel momento. Lui è stato straordinario, ma pure io mi sono dovuto inventare delle cose, che è stato un momento di televisione molto bello. Quando i bravi si incontrano succedono queste cose. Lo so, però... E quando i non bravi si incontrano vengono i programmi brutti, sai? Questo è. Ma la verità, dai. Sì, al massimo vengono degli aneddoti da raccontare di solito quando si incontrano 2. Sì. Esattamente. È bello parlare con te perché solo che dovremmo fare una nuttata, no? 40 minuti. Una nuttata. Ma insegnamento, tu cosa insegni? Hai insegnato ai più grandi, stai insegnando al più piccolo, cosa insegni? Guarda Maurizio, qual è la regola? Più che insegnare è far capire, innanzitutto nella vita bisogna essere umili, perché ti devi far rispettare per l'uomo che sei, non per quello che rappresenti. Perché se uno deve essere rispettato, perché se io ti devo rispettare perché tu ti chiami Maurizio Costanzo, non è bello, perché vuol dire che come uomo poi vali poco. No, certo, conta la persona. Conta la persona. Io sono un uomo che canta, tu sei un uomo che fa il giornalista. Cioè, questo deve essere nella vita.
a volte con i talent, con i ragazzi che escono dai talent. Lei è un uomo che fa il cameriere. Esatto, lei è un È uomo un che... uno fa una Ognuno cosa. c'è il Ognuno fa una destino cosa. che si è Il meritato. grande poi, Vaime, cioè, il no, grande Vaime. Ma che fai che certo. Lo potete chiamare Grande Vaime questo bar, vede? non ci tengo molto, No, devo non è dire, vero. però insomma, Quindi- no, I dolci no. non rispettali come un... Però fanno bello perché Abbiamo vedi, parlato la stanno bene, domenica quando orientano la compravano i scena, sì. babà, stanno i bene pastarelli. i colori sono perfetti. I colori. No, ti dicevo, anche ai talent, ai ragazzi del talent, dico ragazzi, quando finite di fare l'esposizione televisiva che finisce quella serie, dovete pensare che da lì si comincia, no? Sì. Noi ci si è già arrivati. E da lì si Non lo comincia. capiscono. Non lo Da lì capisco. si comincia. Da lì si comincia, non è che io già ho finito di fare... Te ne dico un'altra, la verità è che cominci tutte le volte che si apre un sipario, Esatto, è tutte vero, le volte è che vero. si accende una telecamera, Si comincia tutte sempre. e si comincia sempre. E ti posso dire una cosa, più si va avanti e più si ha più si paura. comincia. E più si ha paura. È vero. Giustamente. Io mi ricordo quando la prima volta presi l'aereo, avevo 12 anni, mi sono divertito tantissimo a volare, ma mi vedevo, guarda qua, guarda, questo vola. Più l'ho preso e più mi ha cominciato a mettere paura, perché dice, ah, ma se qui, Ma sì. se si rompe un motore e se succede un temporale, e poi cominci, perché poi la coscienza prende... È così. E quello quindi bisogna l'umiltà, insegnare. insegna Sì, l'umiltà. l'umiltà e aiutare tantissimo, perché secondo me quando si aiuta si fa sta bene se stessi. È un po' egoista il discorso, perché Ho capito, tutto sommato... Cioè tu dici sotto, io sotto, aiuto perché poi sto bene pure io. Come dire, io faccio una buona azione perché questa buona azione mi Mauri, ritorna. noi siamo dei fortunati, soprattutto io mi reputo un fortunato. Ma perché sì, pure io. Dico, a quest'ora ci sarà qualcuno che ha studiato più di me, che è più bravo di me, che canta meglio di me, che c'ha tutto più di me. E magari lavora a fare, che ne so, il piano bar in una pizzeria. Non so se mi sono spiegato. Allora, noi siamo dei fortunati, è un po' come pulire la nostra coscienza, aiutare gli altri. Io sto bene quando aiuto gli altri, quando, sai, vedi la gente che fa per lavorare, come per guadagnare, cioè quelli che lavorano sono quelli che vanno lì dal SIDER, capito? Quelli che si svegliano alle 5 del mattino con la Maren sotto raccia, Maren. Spiega a Maurizio che è Amarenda. Che è Amarenda? La merenda. La merenda. Amarenda. Solo che la merenda non è la merendina, è la merenda che è il con la pasto. carne alla No, pizzaiola, sarebbe la frittata, cioè, tutto il insieme, pezzo di tutto- pane, tutto oppure insieme. le polpette con le melenzane a funghetti. Sai, quella quelle che sono persone che lavorano. Noi ci pagano per Brutta farci tosse, lei divertire. si dovrebbe riguardare. Io la Un po' di ringrazio, levotus. e la ringrazio per questa preoccupazione. Però. Sì, un po' e di che devo levotus. fare? Io vorrei venire a trovarla altre volte. Dove? La sera. Ah, credevo all'ospedale. No, qui sicuri. Vabbè. La prego, perché si deve curare. Allora dicevo, anche perché non abbiamo più molto È tempo. già finito. Ma Mannaggia. c'ho poco a raccontare, a parlare, però io credo che tuo padre sia stato un personaggio di grande influenza su di te, Assolutamente sì. E cioè io che sono figlio unico rispetto a te che invece eravate in treno, è stato più facile per me che la presenza mentalmente nella memoria di mio padre sia stata anche in convento. Certo. Ecco, tu quando ti vuoi ricordare di papà tuo, che ti ricordi? Mi ricordo che una volta disse vicino a me, ricordati che ogni 100 lire, c'erano le lire ovviamente, che spendi, se tu la spremi, ci esce il sangue mio e quello di tua madre. Aspetta, tosto però. È tosta. Perché però- lui era uno, Tosta, lui era la uno mia che volta è faceva sempre anche nera. lui, come ti dicevo prima, ha aiutato veramente tanto gli altri. Sai, pure io, a me piace, te l'ho detto, dare, a me piace dare, ecco, in generale, che può essere un sorriso, può essere una fotografia, può essere un aiuto morale, un aiuto fisico, un aiuto economico, qualsiasi, un aiuto musicale, qualsiasi tipo di aiuto, non è che devono essere forse un aiuto economico. L'importante è la predisposizione a voler dare. E lui diceva, ricordati che fai tutto quello che ti fa stare bene. E perciò io dico, da un albero di banana non può nascere i mandarini, cioè dall'albero
talo frutta, si dice. Dall'albero, dalla banana, c'è il banana. Perché te l'ha inventata lui, non è una citazione, l'hai inventata tu. Sì. No, quella no, volevo dire, no, tal'albero, talo frutta è napoletana, però io la volevo dire in italiano, ci da un albero di banane e poi scina un albero, un frutto come mandarino. Sì, tu vuoi dire che sei venuto così perché tuo padre Grazie a era mio così? padre, sì, sì. I genitori sono molto importanti nella vita e dico la più grande ricchezza è avere i genitori. Dico sempre che chi tiene una mamma è ricca e non lo sa. Sì, assolutamente sì. Io ho scritto una canzone nel mio album che si chiama C'era una volta un re, l'ho voluto proprio dedicare a mio padre. E come dicono le parole? E dico, a un certo punto c'era una volta un re forte e debole, quando vedeva me senza regole, con il silenzio mi faceva male. Oppure con il silenzio mi sapeva amare, perché è lungo il testo. C'era una volta un re vecchio e giovane, l'unico eroe per me delle favole, che dava a tutto il giusto suo valore. Bello. Mi fai venire in mente una cosa quando dicevo, è vero, una volta, molti anni fa, un ragazzino, cioè avrà avuto 10-11 anni, che era in un collegio, in una casa di accoglienza, per altri motivi ero lì, questo parlandomi mi dice, ma perché mi hanno lasciato a me papà e mamma? Una cosa straziante. Quindi lui si interrogava, e io ci penso spesso, e rivendicava questa cattiveria nei suoi confronti della vita, che è vero. Ecco perché mi piace sentirti parlare così di tuo padre, mi pare una cosa bella, mi pare una cosa... Pensa che quando l'ho fatta sentire a mia figlia Ilaria questa canzone, ho detto, vuoi sentire una cosa che ho scritto sul nonno? Lei l'ha sentita, poi mi ha parlato, mi ha guardato e ha detto, guarda, che tu non stai parlando di nonno, tu stai parlando di te. È abbastanza E vero. forse era vero pure questo. Certo. E forse era vero pure questo, sì. Perché a un certo punto io dico, la crema per le scarpe non era mai mancata, e a tavola il suo posto non si era mai toccato. Il capotavola sai, il genitore, mio padre ci teneva tanto, e come infatti io a casa mia siedo sempre allo stesso posto e tutti sanno che quel posto, sono quelle piccole cose, ma forse non lo so, Non fanno mica male a nessuno. No, lo so, perché io quando sto in un tavolo rotondo ho difficoltà. Non vado a casa che tavolo Caro quadrato. Gigi, non posso dirti ci vediamo ai prossimi 20 anni di carriera. Anni di meno. Per quando mi Maurizio. rimane. Presto, Maurizio, prima, figurati, ci non vediamo c'è nessun prima. problema. 20 anni di carriera, complimenti. Grazie. Tu sei una parte di questi 20 anni, lo sai bene, È un no? po', sì. Hai contribuito tantissimo, non un po'. Sì, ma insomma, uno No, non è una sviolinata, è la verità. Chi ci conosce sa. contribuisce se la persona merita. Bene, lei dovrà chiudere, immagino che l'ora questo, si sì, è sì, a fatta questo punto tarda, forse- quindi grazie a Grazie a Gigi te. ed Alessio, noi ci vediamo settimana prossima. Buonanotte. Buonanotte.